anche se son buono, non importa un'emozione, io la canterò a mio modo e ne faccio una canzone. Ma se devo dirla tutta e riscrivere la vita, lascio fare ad un maestro con la sua voce infinita. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Le note sono 7, vorrei fossero 1.000.000 per descrivere la vita, ogni giorno un'emozione, per chi viaggia vagabondo, per chi segue una passione, per chi sogna ad occhi aperti, per chi nasce con l'amore. Non so neanche se son degno di cantare questa canzone e di fare quella vita che io paragono al sole. Ma se devo dirla tutta e descrivere la vita, lascio fare ad un maestro con la sua voce infinita. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Buonasera! Siamo stati fortunati, nati un po' con la camicia, anche della strada sia in discesa che in salita. Ma se devo dirla tutta e descrivere la vita, lascio fare ad un maestro con la sua voce infinita. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Io ti adoro, io ti adoro, io ti adoro, sono pazzo di te. Buonasera e benvenuti, ciao amici, ciao, buona settimana, buon lunedì. 348 80 40 254, numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti, saluti ad Alessia Chelucci che sarà qui tra un po'. Come avete passato il sabato e la domenica? Vi siamo mancati? Vi è mancata quest'ora musicale, quest'ora di diretta, quest'ora di allegria in casa Peiretti? Spero proprio di sì, perché la mancanza è un bel sentimento, vuol dire che siamo diventati qualcosa di importante per voi, quindi non ci deludete, il numero è quello, tanti messaggi, tante fotografie, tante richieste. Adesso vi porto nel 1978, 17° album del grandissimo Adriano Celentano. Il brano in questione si intitola Ti avrò. Bellissimo. Una vera e propria poesia. La cantiamo tutti insieme, ma proprio tutti, ok? Com'è? Non sai che cosa sei per me. E che cosa non fai
io so che ti avrò. Appartieni a lui o no, ma io ti avrò. Ragazzi, che spettacolo di canzoni! Tra un po' ci sarà qui Alessia Chelucci con una scaletta bellissima. Andremo a cantare brani di Antonello Venditti, e poi Mi chiamo Luca, un brano stupendo, Tropicana. Ma prima vi voglio portare in un mondo particolare di una donna, di una ragazza che vive un po' fuori dagli schemi, no? Vive nel suo mondo. E questo mondo è magico. Lei si chiama Francesca. Ed è un brano tutto da cantare. Scivola, Francesca è unica, Francesca è musica. Francesca sul braccio una storia in un tatuaggio. È il mese che lei preferisce, il mese di maggio. Francesca se pensa domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura. Ma se a Francesca il mese che preferisce è il mese di maggio, io adesso vorrei chiedere a voi al 348 80 40 254 qual è il vostro mese preferito e perché. Ricordo che tra un po' giocheremo, ma nel secondo tempo. Adesso ho già posizionato il microfono, l'altezza è giusta, on, perché è il momento di Alessia Chelucci. Buonasera. Buonasera Alessia! Sulle mani a casa, tutti! Ma ciao! Ciao a te! Ma che strano sogno di un vulcano a una città. Gente che ballava sopra un'isola, suonava blu gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente ad est. L'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica. Strana musica, dolce, dolce, tutto andava giù. Mentre la TV, mentre la TV Sono le 20:18, siamo in diretta.
Brucia nella notte la città di San José, Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescenze cremava gli hula hop, l'uragano travolgeva i bungalow. Noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema? E stavamo lì, dimmi, dimmi, come dentro a un film, mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Oppa! Ma che cappellino che mi hai messo su! Ma grazie, è un nuovo acquisto. Mamma mia, che cappellino! E adesso sentiamo loro. Voglio il coro di tutta Casa Pegretti, di tutta Rete 7. Siete pronti? 3, go! E stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema, al cinema. E stavamo lì, dimmi, dimmi, come dentro a un film, mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Ancora! Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Tropicana, yeah. È tropicana, yeah. Siamo più forti degli inconvenienti tecnici che mi si è bloccato il karaoke. No, Vabbè. ma io guardo te, se Tu tu parti guarda io me. parto, se tu non parti io non parto e voilà. Buonasera, buonasera a tutti. Ragazzi, allora sono le 20:21 Sì. e devo dire che in questo momento alle 20:21 i nostri amici a casa non stanno facendo i compiti. Ok, Non allora stanno facendo bene i compiti. Quindi, visto che Casa Peiretti e la vostra ora musicale mi sta bene, Sì. visto che noi ci facciamo un culo così per far sempre delle belle puntate più che possiamo, qualcuna meglio, Sì. e cosa chiediamo in cambio noi? Cosa chiediamo in cambio? Cosa chiediamo in cambio noi? Cosa chiediamo in cambio noi? Soltate un messaggino, forza con sto messaggino al 348 80 40 254 che vi costa. Vi ho dato anche lo spunto. Lo spunto è: qual è il vostro mese preferito? Juanita, qual è il tuo? giugno, luglio, Da agosto uno, e settembre. Uno mi serve. Qual è il tuo mese preferito? Luglio, Luglio. Il mio invece è ottobre. Sai perché? perché è il mio compleanno. No, perché ci sono i funghi. Ah, Ragazzi, ottobre si va per funghi tutte le mattine, quindi cosa Beh, ti devo anche dire? ottobre mi piace perché è il mio compleanno, però luglio è luglio Sì, e siamo in luglio col estate, bene non che fa ti ancora voglio. caldissimo, agosto pensi già a settembre, invece luglio è perfetto. Luglio è perfetto. Per quanto mi riguarda ottobre, invece il vostro mese preferito qual è? Scrivetecelo al 348 80 40 254. Antonello Venditti con Buona Domenica. Buona domenica, passate a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più e il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica, tanto tua madre non capisce, continua a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, finestra, letto e la tua radio, continua a dirti che è domenica. Ciao, ciao domenica, passate a piangere sui libri, tanto lo sai che non ti interroga, e poi è domani che ti frega.
con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Ciao, ciao domenica, e tua sorella parla, con quello sguardo da imbecille, poi apre la porta alla domenica. Ciao, ciao domenica, passata a scrivere da sola 20 minuti su una pagina e proprio non ti puoi soffrire. Ciao, ciao domenica, passata ad ascoltare dischi, meno ti cerca e più ci stai a pensare, e questo tu lo chiami amore. Alessia Chelucci, buona domenica. Grazie anche a te. Ciao, ciao domenica, Madonna non finisce mai. Sono le 6, c'è ancora il sole fuori, nessuno a cui telefonare. Ciao, ciao domenica, e il tuo ragazzo non ti chiama, tristezza nera nello stomaco e testa voglia di morire. Ma non morire di domenica, in questo giorno da buttare. Tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica. Bravissima la nostra Alessia Chelucci. Adesso, mia cara Alessia, Sì, cosa facciamo? vieni sul palco perché andiamo a ricordare cosa ci succederà nel secondo tempo. Andiamo a vedere i nostri premi, il buono salute e benessere, il buono ristorante. E che salute e benessere, e che ristorante! È semplice, basta telefonare nel secondo tempo al 378 4080 506. Avete una domanda, se riuscite a rispondere bene, la scelta di 6 buste potrà rovinarvi la serata oppure potrà dire domani ti porto a pranzo o a cena fuori, oppure ti vai a comprare un bel profumo, te ciapa lì. Ok ragazzi, quindi nel secondo tempo prenotate già, nel senso state pronti con il vostro telefono perché giocheremo insieme. Adesso però andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati fino a qui. Vai regia, vediamo. Buona serata amici, sempre i numeri 1. Dani, grazie Dani. Grazie. Troppo buona Dani, troppo buona. Buonasera e bentornato a tutta Casa Peiretti. Ad Enrico, tenerci compagnia con il tuo gioco dalle 20 alle 21 dal tuo migliore amico Andrea di Borgo Manero. Grazie. Inizia una nuova settimana col sottofondo musicale di Casa Peiretti ed il fascino talentuoso della magnifica Alessia. Grazie per la vostra compagnia. Grazie Edo, scusami, talentuoso. Adesso è andato bene. Va bene, Talentolo era il nonno nano. Sì. C'era Mammolo, Talentolo. Buona ultima settimana di gennaio. Ma È già l'ultima? passata gennaio. Oh ragazzi, un bacio dal Lago Maggiore. Alessia, Enrico, quando poi mi canti la canzone di Fabrizio De Andrea, Il testamento di Tito, la buona novella. Grazie mille da Marco da Intra. Non la so, è un brano che non so, ma sono convinto che qualche mio artista ne ha conoscenza di questo brano e quindi nel giro di un paio di settimane arriverà. Ciao Marco e salutami tutta Intra. Grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia da Elena. Ciao Elena, grazie, sempre presente. Ciao Elena, grazie a te. Ciao Enrico, potresti fare una serata su Adriano Celentano? Un saluto alla bravissima Alessia. Ciao Fabrizio da Quarona. Non l'abbiamo ancora fatta, ne abbiamo fatte tante serate. Sì, perché no? Prendo in considerazione questo messaggio e inizierò a studiarmi una puntata dedicata al molleggiato. Bravo. Grazie Fabrizio. Ciao Quarona.
Ciao Enrico, ti saluto caramente e ti ringrazio per la bellissima canzone di Celentano. Un saluto e un abbraccio anche ad Alessia, con affetto la nostra Renata di Piscina. Ciao Renata! Ciao Renata, grazie. Grazie per questo SMS, WhatsApp che sia, mi raccomando amici, solo WhatsApp, non messaggi normali, perché i messaggi normali non li mandiamo in onda, ma soltanto quelli WhatsApp. I mesi che preferisco, da maggio a settembre, perché mare, caldo mare, buonissima settimana dalla vostra Sonia. Vedi, anche lei la pensa come me. Ma ce ne sarà tra tutti, no? Tra tutti ce ne sarà un mese. Io ottobre per i bulè. Certo che i funghi ci sono anche a settembre, ci sono anche a novembre ogni tanto. Quindi, per carità. Lilli da Rora ci scrive: buona settimana, manca sempre casa Peretti quando non c'è. Ciao Enrico, ciao Alessia. Ciao cara Lilli, ciao. Ancora un messaggio regia, grazie. L'ultimo messaggio, salutiamo Lilli e salutiamo Nello che scrive: mitica Alessia. Grazie caro Nello, grazie. E se Alessia era mitica, adesso ancora di più, perché andiamo su un brano di Paola Turci. Fantastico, mi chiamo Luca. Mi chiamo Luca, abito sopra di te, all'interno 103. Certo mi conoscerai, la notte tiro a tardi io, se un poco tremo, un po' di guai, ma non chiedermi perché, ma non chiedermi perché. Cosa c'è? Sarà la timidezza e l'ascensore guardo giù, sarà che sono pazza e non saluterò mai più, di modo che tu soffrirai, dopo di ciò non domanderai ed incontrarmi più non cercherai, mai più di te mi parlerai, tu non mi guarderai mai più. Mi chiamo Luca, piango alla tua porta sai, e se credessi in me ormai, che non faccio più per te, vorrei restare sola e mai più seccature senza guai, ma non chiederti di me, ma non chiederti perché, io non vivrei senza di te. Mi chiamo Luca, la noia è un piano un po' più in su, lontano sei da me, ancora tu mi penserai, la notte tiro a tardi io, un poco soffri, mi dai dei guai, gli ascensori vanno al cielo e giù, sui cristalli il viso tuo, che poi incontra quello mio, le mie mani sulle tue, un istante fra di noi, dai cristalli dei perché, dagli specchi dei perché, io non vivo senza te. E bravissima Alessia, guarda, ti faccio fare una cosa che di solito faccio io, ma la devi fare in un modo originale, molto originale. Lancia la pubblicità, subito dopo il gioco però, vai.
Come potete perdere il gioco? Siete in tanti che aspettate di telefonare e a volte il telefono suona ancora prima del via di Peiretti. Ma li metto giù Ma la li chiamata, mette giù, perché mette giù, quando mette giù. dico via alle telefonate. Esatto, sì. ma stasera sono stati bravi o sbaglio? No, hanno già chiamato. Hanno già In chiamato, 4-5 non me ne hanno sono già accorta. chiamato. Ma è bellissima allora, sta ci cosa. siamo bellissima. quasi, quindi non perdete la speranza. Dopo la pubblicità siamo qui con le nostre buste fantastiche. Pubblicità. Eccoci qua, stavo provando il microfono, ero lì. Sì, destra, Ma sinistra. Destra, sinistra, sento tu non dovrebbe farlo, costa un occhio della testa, invece vabbè, non importa. Vabbè, Caggia fa, dai, non te la prendere, ma iniziamo. Ma è il momento del 378 4080 506 dove siete voi protagonisti. Abbiamo già la prima telefonata di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao! Pronto? Ciao. Ma che bella voce! Ciao, chi sei? Sono Alessandra da Savigliano. Alessandra Ci da conosciamo Savigliano. Sì. Ci Ciao. conosciamo già. Tutto bene? Ciao Alessandra, ciao, benvenuta in casa Peiretti. Ti chiedo solo Grazie. di avvicinare un po' di più il telefono perché ti sento un po' lontana. Se puoi, facciamo. Adesso va meglio? Ah, adesso è perfetto. Perfetto, grazie. Allora, ricordami solo il tuo nome perché mi è scappato. Alessandra. Alessandra, come una bellissima canzone dei Pooh nel 1970 e qualcosa. Sì, beh. E il nome è una garanzia, Speriamo anche di successo, anche di fortuna. La domanda per Alessandra è questa, Alessandra, eccotela, vediamo regia, vai. Quali sono le isole del brano Il cielo d'Irlanda? Sono le isole Cayman, le isole Aran o le isole Eolie? Quali sono? Saranno, non la so, Aran. E non la sai, ma hai detto giusto. Brava. Da Donegal alle isole Aran. Brava. Sì, non la sapevo. E adesso? Sì. E adesso la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? Dunque, puntiamo sul numero 4. 4. Vediamo un po'. La 4 per la nostra Alessandra. Allora, di dove sei, hai detto? Savigliano. Di Savigliano. Quindi da Savigliano in centro Torino c'è più o meno 40 minuti? un'oretta? Più o meno. Più o meno un'oretta, perché ti invito alle Profumerie Sinatra perché hai vinto una gift card del valore di 50 euro. Bravissima! Grazie. Wow. Grazie, sono Primo proprio colpo, contenta. al primo colpo, Sì. bravissima, brava. Grazie mille. Grazie Veramente a te. grazie. È importantissima una cosa, devi mandarci un messaggino al 348 80 40 254 col tuo numero di telefono, cosa hai vinto e la data di oggi e il tuo nome. Va bene, se mando il messaggio a fine trasmissione. Quando vuoi, va benissimo, grazie. Perfetto. Ciao. Grazie a voi, grazie, Ciao. un bacio ad Alessia. Grazie, Ciao. un bacione a te Alessandra, Ciao, ciao. Alessandra, grazie. Grazie mille ancora. Grazie a Ciao, te. ciao. È il primo, Hai è la visto, prima ha detto telefonata. Ha Alessandra, vinto una subito. garanzia, il nome, voilà. Papam. Pam. Altra telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao Enrico, sono Davide. Ciao. Davide, se non sbaglio hai già partecipato venerdì. Sì, esatto, La sono voce- riuscito a prendere la linea. Ragazzi, la voce è questa. Allora Davide, giochiamo insieme, sei pronto? Sono pronto, Sei dimmi. prontissimo. La tua domanda è questa. La domanda per Davide è: in Rimmel sono di un colore solo. Che cosa? 4 fanti, 4 re o 4 assi? 4 assi. Esatto, Tutti bravi i tuoi stasera. 4 assi di un colore solo. E allora Davide, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, un premio è già andato via. Rimangono 2 faccine blu, 2 faccine rosse e il buono ristorante. Vai. Allora, mio figlio Gabriele mi dice la 5. Allora noi innanzitutto salutiamo Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao. Vediamo un po' se Gabriele. Grazie. Gabriele, Aia, Gabriele, dobbiamo rigiocare, riprovare da domani perché c'è la faccina rossa. Ecco. Grazie lo stesso per aver giocato con noi. Un abbraccio a Grazie. tutti. Ciao Grazie a Davide. voi. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao Gabriele. È arrivata anche una faccina rossa. Ci sta, anche loro ci sono. Peccato. Ma come è arrivata una faccina rossa, abbiamo un altro amico Telefonata. in linea. Pronto? Chi sei da dove? Pronto? 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 Ciao, chi sei da dove? Sei in onda?
Sì, ciao, sono Elena e chiamo da Torino. Ciao Elena da Torino. Allora, sai come funziona il nostro giochino? È così semplice. Tra un po' io ti racconterò, ti dirò la tua domanda. Sei pronta? Va bene, va bene. La domanda per Elena è questa. Vai regia. Vai regia. Elena, arriva anche la tua domanda, eh? Sì. Nel brano Bocca di Rosa viene citato un paesino. Quale? Sant'Ilario, San Bartolomeo al Mare o San Mauro Torinese? Sant'Ilario. Questa era facile. Non è che era facile, e le due risposte diverse che erano un po' particolari. Esatto. Allora Elena, la 1, la 2, la 3 o la 6? 1, 2, 3, 6. Allora, la numero 6. La numero 6. Eccola qua. Vediamo un po' se riusciamo a trovare il buono ristorante del ristorante La Bezzana. D'altra parte sei di Torino. Sei più libera a pranzo o a cena? Mi libero. Ti liberi? Tendenzialmente a cena, ma mi libero. E allora? Anche per pranzo. Buon appetito! Buon appetito! Hai vinto! Brava. Hai vinto un buono Bene. Hai vinto un buono del valore di 50 euro presso il ristorante Trattoria Rabezzana di Torino. Wow. Brava. Grazie. Brava e fortunata. Devi mandarmi gentilmente solo un messaggio al 34880 40 254 col tuo nome, cosa hai vinto, e poi sarò io a chiamarti per metterci d'accordo su tutto. Ok? Va bene, Grazie, va bene. Elena. Grazie, grazie. Buona Una buona serata. serata. Complimenti. Ciao. Complimenti. Grazie. Che bella voce questa, Sì, Elena. davvero, Bella, una voce pronto, radiofonica, sì, brava, mi bella piace. questa voce di Elena. Andiamo a scoprire le altre buste, anche se hanno vinto tutti i premi, quindi un cestanne più. Nella 3 c'era a faccia blu, nella 2 c'era un'altra faccia blu e la 1 era quella più temuta, la 1, perché c'era la faccina rossa così tanto odiata dai nostri Arrabbiata. amici a casa. Un attimo che poso le buste. Ok, vieni Juanita, vieni qua vicino a me, perché il prossimo brano andiamo sul repertorio musicale di un grande artista con dei testi stupendi. Lui si chiama Francesco Gabbani e questa è tutta per voi. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' Highway, schiaccia il tasto rec e il tasto play, e poi così tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì, udini che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un platone, un botticelli gambe, la maieutica del fai da te. Vuoi morire e vivere con me, e poi così il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno, mi trasformo cercando luce in fondo al mondo, insieme
Io direi wow. È molto bello wow, questo brano, l'ho wow. scoperto perché hanno fatto una serie Sì? sulla Rai. No, non si può dire. Bellissimo. Non si può lo dire. so. Non si Comunque può, no, ma veramente figurati, molto salutiamo bello. mamma Rai che ci guardano tutte le sere. Esatto. Non c'è abbandono. Andiamo. Un professore ha scritto. Sì, un professore mi ha bellissimo, scritto la regia. veramente. L'ha vista anche Ecco, Federico in regia. Ok, perfetto. Ciao Federico! Gran bella serie. Abbiamo già fatto un applauso a Federico. Ciao, Abbiamo ancora Federico, fatto applauso a buonasera. Federico, applauso a Federico. Ragazzi, finiamo? Finiamo i messaggi? Sì. Dai, finiamo i messaggi. Vai Fede! E domani sera qui con me Valentina Branca, Roberto alla chitarra da non perdere, Enrico ed Alessia per iniziare la settimana alla grande. Baci da noi, bacio. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Che bel posto, dov'è che siete? Un lago o un mare? Novembre e dicembre sono i mesi più belli. Si vive l'attesa del Natale. Viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Sì, Ciao. ci sta. Allora, Giovanni e Silvia d'Alessandria probabilmente mi hanno richiesto un brano di Pupo, ma non trovo più il titolo. Se potete richiedermelo di nuovo un'altra volta. Non mi ricordo più di preciso, quindi grazie Giovanni, grazie Silvia. Domani comunque ci sarà un pezzo di Pupo, ma non credo che sia il titolo giusto. Ciao Enrico, ciao Alessia, buona settimana. Potresti fare per cortesia Fata Morgana dei Litfiba? Un saluto da Simone di Borgosesia. I FIBA sono fuori dal mio repertorio, ma la vado a ascoltare, di sicuro una gran bella canzone. Vedrò cosa succederà. Grazie Dai. per averla richiesta. Buonasera a tutti, vi richiedo il brano di Annalisa Diamante, lei è luce, lui, grazie, ciao e Fulvia, ciao Fulvia! Ciao. Ricordo che Fulvia ci ascolta quasi tutte le sere, se non dico tutte le sere, e lei si diverte perché mentre sente Casa Peretti suona insieme a noi. Ma e che questo è meraviglia. stupendo. Buonasera a tutti i perettini, finalmente un po' di bella musica con la bellissima Alessia, un abbraccio a tutti da Charlie. Enrico, quando ti avvicini alla telecamera mi sembri Giordano. Sì. Davvero? Davvero? Sì. Beh, posso salutare un grande giornalista che io stimo tantissimo come Giordano. Io credo che sia fantastico come conduce e tutto ciò che fa per il nostro paese. Un applauso. Concordo. Buonasera Enrico, buonasera Alessia. Preferisco direi il mese di ottobre perché sono nata una seconda volta. È bello trascorrere questa ora in vostra compagnia con tanta bella musica impreziosita dalla vostra simpatia. Con affetto un grande saluto da Stefania da Rondissone. Che sono nata una seconda volta. E adesso ci chiediamo il perché. Secondo Sì. me hai una bella storia da raccontarci. Che se vuoi condividere. Ciao, un abbraccio. Ciao Stefania, grazie. Voglio il Piemonte, mi serve la bagna cauda. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, Sì. speriamo che la bagna cauda rimanga in Piemonte. Ciao da Michele e Gianni da Torino, ciao. Ma questo se prende tutto, questo vuole tutto per sé. È un tantino egoista. Non tanto. E ciò, c'hai l'America e tietti l'America che è già grande, stai lì. Vabbè, leggi. Buonasera, il mio mese preferito è aprile. Sono nata io e mia figlia Sara, che saluto. Tiziana da Pinerolo. Ciao. Anche la mia mamma è nata ad aprile. Pensa a mia mamma prossimo anno fa 80 anni, ragazzi. Anzi, quest'anno, fra qualche mese, aprile. Buona settimana e vai, si ricomincia con le vostre voci, con le vostre canzoni e con Casa Peretti, la family di Buttigliera d'Asti. Ciao Buttigliera! Ciao. Ciao Alessia, mi piace molto questo look sbarazzino, sei fantastica, un bacione Renata, grazie, Sì, grazie mille. Fa molto quella piazza di Parigi dove dipingono, no? Fa molto piazza degli pittrice. artisti, Sì, wow. brava. Ciao Alessia, l'ha già detto, il mese preferito è da sempre agosto, anche se ormai sono in ferie, pensione tutto l'anno. Beato a te. Luisa da Lusernetta. Qualche mio amico direbbe: caro Peretti, cosa dici, beata te che tu da 43 anni che sei in pensione, vabbè, ma quelli perché non sanno il lavoro che c'è qua dietro. Già. Ciao Enrico e ciao Alessia, il mio mese preferito è febbraio perché è il mese che compio gli anni e ricorre anche San Valentino. Grazie per la bella serata, Maria da Torino. E allora ci siamo quasi, febbraio è alle porte, Maria. Brava Maria, San Valentino. Ciao Enrico, ciao Alessia, il mio mese preferito è marzo, il mese che sono nate le mie stupende piccole grandi donne, Chiara e Serena. Bello. Un grande abbraccio da Massimo di Carmagnola. Ciao Massimo e anche un abbraccio alle tue Hai capito? stupende Tutte bambine. nello stesso mese, che sì. bello, che bello. Se stasera Enrico batte gli occhi insieme, finisce Batte nel i tacchi.
I tacchi, scusa, ho fatto finisce nel paese di Oz. Buona serata, mitici Daniele e È Luca vero, un D'Aceo. pochino ricorda questa cosa. Che Sì. cosa ricorda? Il paese di Oz. Il paese di Oz, ma per le scarpe o Per l'abbigliamento. Ah. Ciao Luca, ciao Daniela, vi Ciao, vogliamo ciao, bene. buona serata. Ciao. Ciao Enrico e Alessia, il miglior mese dell'anno è ottobre perché è finita sia la vendemmia che la raccolta delle nocciole. Grazie per la vostra compagnia, siete i migliori. Gianluca e Carla da Castagnole Lanze. Grazie Gianluca, grazie Carla, non siamo i migliori, Ciao. ma siamo veri e questo è fondamentale. 20:52, rigorosa diretta e mica da tutti, Bella puntata scoppiettante, bravi. Il mio mese preferito è settembre perché facciamo sempre delle belle ferie in questo mese. Saluti Daniela da Ceva. Che è un buon mese per le ferie, devo dire. Ormai diciamo che il trend, È cambiato il un trend po'. sta proprio cambiando da agosto a settembre. Il problema è che se tutti pensano di andare in vacanza a settembre, chi va ad agosto dice c'è Yenyun e quindi Il ciao, trend. sono dica. Il trend? Sì, il trend. Non devi trend. essere un po' internazionale. Excuse me. Ciao, sono Gaetano. Potete fare gli auguri di compleanno a Sharon e Jimmy. Grazie, auguri Sharon. Compleanno a tutti e due. Auguri Jimmy. Ciao Gaetano. Grazie per questo Ciao. messaggio. Tanti auguri. La canzone di Pupo è Sempre tu. Viva Eccola Casa lì. Peiretti, ok. Giovanni e Silvia, sempre tu, bellissima. Domani e dopodomani. La sai? Cioè, le so Bellissima. tu. Di Pupo le so tutte. Ciao, siete bravissimi. Adriano d'Alessandria. Grazie Adriano, Grazie. di cuore grazie. Troppo buono. Siete troppo buoni. Alessia veramente brava e bella. Enrico bravo con la canzone di Celentano, lo dice Patti 60. Grazie Patti 60. Ciao, grazie Ma- mille, un abbraccio. Per par condicio manca un bello in quel messaggio, Lì a ma non commentare. stiamo lì a vedere tutto. Ciao Enrico, ciao Alessia, bravissimi come sempre, bella serata, saluti Giacomo da Castiglione, ciao Giacomo! Ciao caro Giacomo, ciao. Ciao! Ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana. Daniela da Biella, ciao Daniela! Ciao a Buon tutti. inizio settimana anche a tutti biellesi. voi. E poi abbiamo, ma quanti siete? Vedi che ogni tanto gli ho tirato un po' le orecchie all'inizio, li ho scatenati tutti. Bravi. Il mese che mi piace è luglio. Di solito vado sempre in ferie. Ciao Daela, lei le anticipa le ferie. Lei va a Fa luglio. anche bene, Ma fa anche luglio bene. non è male. Ma a luglio trovi ancora qualche giornatina un po' piovosa. Va, fortuna Enrico. Poi a luglio c'ho i funghi, quindi Vabbè. ciao ragazzi, buon inizio settimana. Volevo ringraziare Alessia per la sua solarità anche quando ti allena. Un abbraccio Moni e Lino. Grazie ragazzi. che Salutiamo gli cari, amici grazie della di Capra cuore. Campa che sono stati tanto insieme a noi, che ci hanno supportato anche economicamente, quindi grazie ragazzi. Grazie di cuore. E adesso grazie. sono insieme a me, vengono tutti e due a fare Pilates. Bello, ma Bravi, col ragazzi. formaggio te lo portano un po' di formaggio? Non ancora, ma arriverà. Bravi come sempre, molto bella Alessia col cappello. Grazie. Molto belle le scarpe di Enrico. Un bacio a tutti da Romy e Roby. Sì, Grazie ragazzi. Ragazzi, queste scarpe lo trovate, non le lasciate andare, No, perché beh. adesso vi faccio anche vedere bene. Tu No, ma leggi, non è no, caso no, che tu le leggi, togli, tu ma si leggi, sta leggi. togliendo le scarpe, No, va bene. devo farle vedere bene, ma scherzi ragazzi, un po' di scarpe così. Saluti Dante Zeno, ciao Samba. Ciao, Samba. Ragazzi, ma volete mettere, guardate la precisione di questa È una scarpa. scarpa, Enrico. No, è è bellissimo, io mi sono innamorato di questa scarpa e quindi ciao Samba, grazie. Va bene, puoi rimetterla se vuoi. No, adesso non la rimetto Togli più anche perché l'altra. questa ci metti 1 minuto e mezzo a togliere, tutta la vita a metterle. Il mese più fantastico è giugno. Il mio nipotino Noah, nato il 18, io il 19. Abbraccioni Enrico e che lucina da Titti. Ciao Titti, grazie. Ciao Titti. Ciao Titti, un abbraccio. Nel frattempo lo studio si sta riempiendo Sì, di un'atmosfera, Arbe Magic in confronto, fantastica. No, però scusa, Scusa, No, ma- vuoi provarla? No, vorrei che Io la ti faccio abbassassi. provare la scarpa e tu mi fai provare il cappello. No, Va bene per il lasciamo cappello perdere. se vuoi, ma la Lasciamo scarpa perdere. non la provo. Ma adesso torniamo seri e andiamo a cantare, anzi vai a cantare una canzone molto bella, perché domani è un altro giorno. Alla voce Alessia Chelucci, un brano di Ornella Vanoni. Eccolo qui, chiudiamo così. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa, ma prego e penso fra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai.
città, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son servite a niente esperienze ed illusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora, ma domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai. Beato te, sì, beato te. Di tutta un'esistenza spesa a dare, non ho salvato niente, neanche te. Ma nonostante tutto io non rinuncio a credere che tu potresti ritornare qui. E come tanto tempo fa, ripeto, chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Ed oggi non importa se la stagione è morta, per cui rimpianti adesso non ho più. E come tanto tempo fa, ripeto, chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Domani è un altro giorno, si vedrà. Brava, 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 molto, Grazie. molto emozionante il tutto, poi insomma rivedere l'Ornella. Innanzitutto devo salutare Annalisa Conticelli, una ragazza di 19 anni che mi ha mandato un messaggio molto importante. Vogliamo leggerlo? No, Ah, rispondo, va bene, magari può succedere qualcosa. Ci sentiamo in questi giorni. Grazie regia, grazie Juanita, grazie a tutti Grazie voi. a voi. Ci vediamo domani. Aspetta vediamo che domani e le ho- scarpe ho una rimetti. telefonata. Sì, sì, allora vai a Pronto? rispondere, Sì, va. torniamo domani dalle 20 alle 21, mi raccomando, puntualissimi. Ciao, a domani. Ciao, buona serata. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peirenti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te, dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13.